Continua la mobilitazione generale della politica sul fronte delle banche venete. Mentre dal Ministero delle Finanze si continua a cercare una soluzione che salvi capra, ovvero banche, e cavoli, ovvero le richieste dell'Unione Europea, cresce la pressione sul governo perché rinegozi i termini del salvataggio con Bruxelles. La richiesta ieri è partita dai sindaci di Vicenza, Chilevaviati e Treviso Giovanni Manildo. Lettere indirizzate al primo ministro Gentiloni per evitare ciò che molti sospettano, ovvero che l'Europa voglia sperimentare su un territorio economicamente forte il fallimento di una banca importante per lo stesso ma non fondamentale a livello statale. Altrimenti non si spiegherebbe, sottolineano gli esperti, la linea dura per l'Italia quando banche tedesche o francesi sono state salvate quando erano in condizioni ben peggiori. Pressioni verso l'Europa ma anche verso l'intero sistema bancario italiano. La nuova, per non dire l'ennesima ricetta, coinvolgerebbe due grandi banche, Unicredit e Intesa San Paolo, per un'operazione molto simile a quella spagnola col salvataggio da parte di Santander del Banco Popular. Anche questa sembra però una strada in salita, soprattutto guardando i bilanci di Unicredit, che a cascata hanno, solo per dare un'idea, messo in crisi Fondazione Cassamarca.